In un tempo lontano, tra le sabbie dorate e i profumi delle spezie, Cordova splendeva sotto il sole ardente, una città di contrasti, dove la tolleranza si intrecciava con la tensione e le vie risuonavano di canti e preghiere di fedi diverse. In questo crocevia di destini viveva Aurelio, un uomo di cuore nobile e spirito coraggioso, figlio di un musulmano e di una spagnola. Aurelio era cresciuto nella fede cristiana, come un albero che cresce verso il cielo, radicato in profondità nella terra. Aveva sposato Sabigoto, una donna metà musulmana, metà cristiana. Lei, come un fiore che sboccia, aveva abbracciato il cristianesimo, prendendo il nome di Natalia al battesimo. Insieme, Aurelio e Natalia camminavano per le strade di Cordova, mantenendo nel cuore la loro fede segreta, come un prezioso tesoro nascosto. Un giorno, mentre Aurelio passeggiava per il mercato, vide un mercante cristiano picchiato pubblicamente per aver osato dichiarare l'Islam una falsa religione. Questa scena lo colpì profondamente, scuotendolo come il vento scuote le foglie di un albero. Si rese conto della sua codardia nel nascondere la sua vera fede e sentì il fuoco della verità bruciare dentro di lui. La decisione di rivelare la loro fede non fu facile. Aurelio e Natalia avevano 2 figli piccoli, teneri germogli che dovevano proteggere. Consultarono il sacerdote Eulogio, un uomo di grande saggezza e coraggio, conosciuto per il suo impegno nell'incoraggiare i cristiani a mantenere la loro fede. Eulogio li consigliò di provvedere ai loro figli, sia materialmente che spiritualmente, e di ammettere apertamente la loro fede. Con cuore pesante ma determinato, Aurelio e Natalia affidarono i figli a Isabella, vedova di un martire cristiano, e iniziarono a visitare i prigionieri cristiani in città. A loro si unì Felice, un parente di Aurelio, che aveva abbracciato l'Islam ma si era riconvertito al cristianesimo, e sua moglie Liliosa, che era rimasta sempre fedele a Cristo. La loro compagnia era come una luce nella notte oscura, uniti dalla stessa fede e dallo stesso destino. Quando le sante Flora e Maria furono giustiziate per la loro fede, Natalia e Liliosa sentirono crescere dentro di loro il desiderio di dichiarare apertamente la loro devozione. Iniziavano a frequentare le chiese senza più nascondere i loro volti, come fiori che sbocciano sotto il sole, fieri della loro bellezza e della loro fede. Ma la loro sfida non passò inosservata. Durante una messa nella casa di Aurelio furono arrestati, accusati di apostasia. La paura era come una nebbia che li avvolgeva, ma la loro fede brillava come una stella nel buio. Con loro anche un monaco di nome Giorgio, giunto a Cordova in cerca di donazioni per il suo monastero, fu catturato. Nonostante fosse straniero e potesse essere liberato, Giorgio scelse di dichiarare apertamente la sua fede e fu giustiziato insieme al resto del gruppo. Il giorno dell'esecuzione, il sole splendeva alto nel cielo azzurro, testimone silenzioso del loro sacrificio. Aurelio, Natalia, Felice, Liliosa e Giorgio affrontarono la morte con coraggio, i loro cuori colmi di speranza e fede. Il loro sangue, versato sulla terra di Cordova, divenne seme di speranza per tutti i cristiani oppressi,
un ricordo eterno del potere della fede e dell'amore. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.